La borgata marinara di Mondello cambia volto per l'estate 2012. Dal 16 luglio e per tutta l'estate fino al 15 settembre Mondello si trasformerà in una grande isola pedonale. Il provvedimento sarà firmato nei prossimi giorni dall'assessore alla viabilità del comune di Palermo Tullio Giuffre, ma la giunta aveva già dato l'ok lunedì. Ieri pomeriggio il piano per la vivibilità della borgata marinara è stato illustrato agli esercenti dallo stesso assessore Giuffre, assieme agli assessori alle attività produttive Marco Di Marco e al verde Giuseppe Barbera, proprio nella piazza di Mondello. La pedonalizzazione scatterà dalle ore 18 alle ore 24 e comprenderà tutta l'area di via Anadiomene all'altezza dello stabilimento ex Charleston fino al paese e precisamente a via Mondello in corrispondenza della via Terza Compagnia. L'isola pedonale comprenderà quindi una parte del lungomare Regina Elena e tutta la zona attorno a Piazza Mondello fino all'Hotel La Torre. A presidiare l'area off limits alle auto ci saranno da 2 a 3 pattuglie dei vigili urbani. Consentiranno l'ingresso in auto e in moto solo a chi sarà munito di pass, ai veicoli con disabili e ai veicoli di aziende pubbliche in servizio come autoambulanze e vigili del fuoco. Per raggiungere la piazza saranno attivati bus navetta gratis che circoleranno fino al parcheggio di via Mongibello e agli stalli di via Venere e via dell'Olimpo. Scartata quindi l'ipotesi della pedonalizzazione di tutto il lungomare, cioè da piazza Valdesi sino allo stabilimento. Nel progetto per l'estate 2012 rientra anche la riqualificazione del lungomare con lo spostamento delle bancarelle e di ambulanti in un'area vicino al parcheggio Mongibello. Adesso il progetto dovrà essere perfezionato, soprattutto dopo il confronto diretto avvenuto ieri pomeriggio tra assessori e commercianti e ristoratori della zona, che si dicono alquanto preoccupati perché temono un calo del loro volume d'affari. Questo appunto, come abbiamo detto, è un tassello che noi sperimentiamo nella diciamo, calibrazione, nella taratura di un progetto che sarà più ampio non solo nell'ambito della stessa stagione, perché se troviamo una rispondenza a quello che noi ci aspettiamo potremmo sottoporre anche a una reggimentazione del traffico veicolare anche altre vie. Ma su quello che ci preme di più non è l'immediato, perché non dobbiamo rispondere a un'esigenza o un obbligo di legge. Quello che ci preme di più è verificare quelle che sono le istanze sia di chi lavora in quest'area nella borgata di Mondello, sia di chi fruisce dell'area in vista di un progetto che si svilupperà sicuramente nei prossimi anni e che però noi immaginiamo che dal 2013 debba avere già un grosso risalto. Razionalizzare, migliorare, rendere più fruibile Mondello non solo ai palermitani che oggi affollano questa borgata, ma soprattutto orientarci al turista che oggi non frequenta questo posto perché è fuori dai tour classici turistici. Viabilità e vivibilità, al di là del suono, sono cose chiaramente molto simili e molto vicine. Già a Mondello vorremmo, oggi parliamo di viabilità perché questo è il grande tema, ma evidentemente questo tema ha soluzione positiva solo se si iscrive in un progetto complessivo di vivibilità, spazi verdi, mare pulito e via dicendo. Il rapporto con la Favorita è pressoché inevitabile. Noi abbiamo scelto in questa fase di essere un po' prudenti sulla Favorita, sulla viabilità della Favorita, perché ci concentriamo sul Mondello.